tutta la comunità signorese in questo momento è avvolta nello sconcerto e nel dolore. Un ragazzo di 15 anni, una vita che comincia a sbocciare a 15 anni, quindi di conseguenza è qualcosa che non riesci né a immaginare né a spiegare. Filippo Monego avrebbe compiuto 16 anni l'11 novembre, tra poco più di 2 mesi. Una vita tutta da costruire, una strada ancora lunga da percorrere. Ieri sera è mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari, probabilmente a causa di un attacco di asma. Era in cura con il Ventolin, aveva anche passato da poco la visita di controllo, con buon esito, stava bene, talmente bene da poter allentare le cure con cui conviveva ormai da anni. Ieri sera era stato a casa di amici, salvo poi tornare nella sua abitazione proprio perché aveva dimenticato il suo farmaco. Una volta, insieme a mamma e papà, ha iniziato a stare male, a respirare a fatica. Immediata la chiamata al 118. Quando gli operatori sono arrivati a casa, le sue condizioni erano già gravi. I sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma Filippo si è spento poco dopo tra le braccia di mamma e papà. Con loro anche nonna Luciana, uno dei primi volontari della protezione civile ANA di Signoressa. Era figlio unico Filippo, viveva in questa abitazione con la famiglia e la nonna. Già questa mattina, quando sono andato a portare la vicinanza di tutta la comunità di Trevignano, cioè delle 4 frazioni, non solo Signoressa, già c'erano conoscenti, amici di Signoressa, eccetera, che si stanno stringendo attorno alla famiglia. Penso questo è l'unico modo, stargli vicino. La data dei funerali è già stata fissata, sabato alle 9:30 nella chiesa di Signoressa. Con tutta probabilità saranno celebrati in questo spazio all'aperto per dare la possibilità a più persone di accompagnare Filippo in quest'ultimo viaggio. Il ragazzo frequentava l'istituto Max Planck di Lancenigo ed era molto attivo nel circolo Noi del paese e proprio all'oratorio è prevista venerdì sera una veglia di preghiera. Vedremo di organizzare insieme col parroco, con la famiglia, eccetera, la cerimonia che sia più adeguata possibile per dare un saluto a un caro ragazzo e a un pezzo di una comunità che si spegne, ma che comunque rimarrà sempre nei nostri cuori. Niente fiori ha chiesto la famiglia, ma donazioni al reparto di pediatria di Treviso.